Carabinieri di Padova hanno sgominato una violenta banda di sinti che rapinava commercianti. 2 degli arrestati erano pugili professionisti che spesso si accanivano con calci e pugni sulle vittime. Gestori di un kebab picchiati selvaggiamente, accaduto in centro a Treviso. Gli agenti della squadra mobile identificano e denunciano 2 diciannovenni. Maxi operazione di Carabinieri e Guardia di Finanza che hanno scoperto un traffico di droga dalla Spagna all'Italia, perquisizione in diverse regioni, 25 gli arrestati. Attimi di paura a Bassano del Grappa, dove un 70enne prima ha minacciato la moglie, poi si è barricato in casa con un'accetta. Alla fine l'anziano si è consegnato ai militari dell'Arma. Coronavirus, risultati negativi, test sulla receptionist dell'hotel di Verona in cui avevano soggiornato i 2 cinesi colpiti dal virus. Intanto nelle prossime ore in arrivo negli aeroporti veneti il termoscanner. Dopo la frase pronunciata da Olivero Toscani, ma a chi interessa che caschi un ponte a proposito del crollo del ponte Morandi, oggi il gruppo Benetton ha comunicato l'interruzione della collaborazione con il fotografo. Padova, capitale europea del volontariato, atteso domani l'arrivo in città del capo dello Stato Sergio Mattarella, la cerimonia nel padiglione 8 della fiera che sarà blindatissima. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneta dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito, tante le notizie questa sera, a cominciare dall'operazione dei Carabinieri di Padova che hanno sgominato una banda violenta di sinti che rapinava commercianti cinesi. 2 di loro erano addirittura pugili professionisti che spesso si accanivano con calci e pugni sulle loro vittime. Pronta veramente a tutto, ad usare la violenza e in alcuni casi anche spray urticanti ed altri mezzi, quindi sicuramente una banda decisa e pronta a tutto. Violenti, senza paura, pronti a prendere a pugni le loro vittime, per la gran parte commercianti cinesi considerati prede molto remunerative e facili da gestire. I carabinieri hanno ricostruito dopo quasi 2 anni di indagini tutti i colpi messi a segno dalla banda di sinti del Piovese, in manette Manolito e Joshua Almillas, Giorgio Caldaras, Cristian Gottardo e Morwen Latrec. Obbligo di dimora per l'unica donna del gruppo e per un altro 39enne. Un gruppo criminale ben collaudato con una forte gerarchia al suo interno. A capo di tutto c'era una coppia di sinti che faceva rispettare la disciplina e individuava i colpi da mettere a segno. Una volta scelta la vittima le venivano tagliate le gomme dell'auto e pedinata finché non era costretta a fermarsi per controllare i pneumatici. A quel punto la banda entrava in azione. La svolta è nel marzo del 2018, quando a Sant'Angelo di Piove viene aggredito un negoziante cinese con lo spray urticante. L'uomo però reagisce e i banditi fuggono. In alcuni casi 2 rapinatori valenti, pugili, non esitavano a picchiare le vittime. Tra gli arrestati infatti c'è Joshua Almillas, giovanissima promessa della box padovana. Indagato anche un suo parente minorenne, anche lui boxer, che aveva partecipato ad una rapina in zona industriale a Padova nel gennaio del 2019, sempre ai danni di un commerciante cinese del China Ingross. 4 degli arrestati infatti si trovavano già in carcere proprio per quella rapina. Uno di loro sarebbe uscito dal carcere venerdì. Ora i carabinieri gli attribuiscono altre 5 aggressioni e 7 furti a furgoni. C'è stato un caso in cui hanno appunto prelevato 2 ragazzi che avevano un debito nei confronti della banda, li hanno prelevati dall'abitazione, portati presso il loro covo e trattenuti lì per oltre un'ora finché non hanno avuto la sicurezza che il debito sarebbe stato onorato. La banda utilizzava delle potenti auto in caso di inseguimento con le forze dell'ordine. Inoltre era affiancata da una serie di ricettatori che smerciavano cellulari e tablet rubati durante i furti. Nel covo i carabinieri hanno anche sequestrato un grosso martello, fortunatamente mai utilizzato durante gli assalti. E a proposito proprio di pestaggi a commercianti, sono stati identificati e denunciati dalla squadra mobile di Treviso questa volta gli autori dell'aggressione di 2 settimane fa nella centralissima Piazza Duomo a 2 gestori di un locale. Pestati selvaggiamente in strada, non in una zona isolata, ma in Piazza Duomo a Treviso da un gruppetto di giovani che imperversa tra il centro, Riviera Santa Margherita e la Fonderia. Vittime la notte tra il 18 e il 19 gennaio scorsi, i 2 gestori della pizzeria Kebab accanto all'ex tribunale. Ora la polizia ha identificato e denunciato per percosse e lesioni gli autori materiali dell'aggressione. Le indagini condotte dagli investigatori della squadra mobile di Treviso sono state velocissime e hanno portato all'individuazione di 2 giovani, segnatamente 2 diciannovenni.
Due giovani italiani che si sono accaniti sui due esercenti, un bengalese di 37 anni e un pakistano di 24, rompendo il naso al primo e causando parecchie contusioni anche al secondo, arrivato dal retro in aiuto al collega. Il gruppetto si è poi dileguato, ma le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato il pestaggio, consentendo alla mobile di risalire ai responsabili. Un episodio che ha riproposto il problema in città del comportamento violento di alcune bande di giovanissimi. Si tratta di un fenomeno che è attualmente monitorato dalla squadra mobile e che merita ulteriori approfondimenti oltre quelli già compiuti, che vede la presenza di alcuni giovani che hanno nel loro stile di vita la violenza e la sopraffazione. Questi vengono successivamente identificati e poi denunciati alla locale Procura della Repubblica, come nel caso di cui stiamo parlando. Ora invece nella zona di Marostica, dove questa mattina si sono vissuti momenti davvero di paura. Un anziano asserragliato in casa ha minacciato la moglie con un'accetta. L'accetta alzata sopra la testa della moglie, le minacce di morte, il terrore di quella povera donna che, riuscendo a fuggire dal suo aguzzino, alza il telefono e dà l'allarme avvisando il medico di famiglia. Racconta che il marito ha perso la testa, ha preso l'ascia che abitualmente usa per tagliare la legna e l'ha inseguita urlando "ti uccido". Il medico chiama il 112 e avvisa i carabinieri di quanto sta accadendo in quell'abitazione sulle colline del Marosticense. Siamo arrivati in forze sul posto con delle nostre pattuglie, ci siamo resi conto che l'uomo non ragionava e abbiamo quindi attivato un protocollo dove abbiamo richiesto appunto l'intervento della figura del negoziatore. L'uomo, un settantenne, malato e sofferente di crisi depressive, si è nel frattempo barricato in camera da letto, con sé all'accetta. La donna fortunatamente non è stata presa in ostaggio e riesce a mettersi in salvo in un'altra stanza. Inizia con il negoziatore la lunga trattativa. Prima dell'arrivo del negoziatore abbiamo fatto in modo che nessuno potesse entrare in contatto con quest'uomo, quindi abbiamo isolato la zona con i nostri reparti, stazione, radiomobili, eccetera. Quando è arrivato il negoziatore abbiamo iniziato questa conversazione con quest'uomo e finalmente si è arreso. L'anziano, grazie all'intervento del negoziatore, depone l'accetta e si consegna ai militari. Ora si trova ricoverato in psichiatria al San Bassiano, illesa ma sotto shock la moglie che si è trovata a vivere un vero e proprio incubo. E ora la maxi operazione antidroga di Carabinieri e Guardia di Finanza, 25 misure cautelari, sequestri per 7 milioni di euro, il servizio della redazione di Venezia. Operazione Tsunami. I carabinieri di Chioggia hanno eseguito 25 misure cautelari a carico di soggetti di nazionalità italiana, ucraina, marocchina e slovena per spaccio di stupefacenti in concorso. 25 misure cautelari in esecuzione più 3 arresti in flagranza con dei sequestri anche in fase di perquisizione di sostanza stupefacente, segnatamente cocaina e marijuana. Oltre 70 kg di cocaina, 150 di marijuana, 30 di hashish. Le perquisizioni sono state eseguite nelle province di Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Treviso e Torino. Tutto è iniziato a settembre 2017. L'attività investigativa a Chioggia ha consentito di riscontrare un considerevole consumo di droga e acquisire elementi concreti nei confronti di un gruppo criminale ben strutturato, dedito all'importazione e allo smercio di ingenti quantitativi. Contestualmente alle misure cautelari, i militari del GICO della Guardia di Finanza di Venezia, con l'impiego di oltre 100 finanzieri, hanno dato via al sequestro per la successiva confisca di beni e disponibilità per circa 7 milioni di euro. Abbiamo appunto eseguito degli accertamenti approfonditi su questo sodalizio, ricostruendo sostanzialmente da una parte i profitti illeciti guadagnati dall'attività di spaccio e dall'altro una disponibilità patrimoniale sproporzionata rispetto ai redditi di una parte degli indagati. Da lì il provvedimento di sequestro e parliamo di una normativa di prevenzione che nasce con l'attività di contrasto al fenomeno mafioso e che vuole appunto colpire i soggetti che delinquendo sostanzialmente accumulano patrimoni e che rispetto al fisco manifestano appunto una capacità reddituale molto modesta. Quello che voglio sottolineare è che mi sembra che questa indagine sia manifestazione di un'ottima sinergia
che deve esserci tra forze di polizie che hanno, diciamo così, delle caratteristiche, delle funzioni anche per certi versi diverse. In questo caso il collegamento è stato ottimale, abbiamo lavorato benissimo. Una giornata radiosa per la legalità. Grazie e complimenti alla Procura della Repubblica e a tutte le forze dell'ordine per aver sferrato un colpo da KO a un ramificato sistema di seminatori di morte. È il commento del presidente della regione Luca Zaia. Veniamo al coronavirus, perché ha dato esito negativo anche il test effettuato sulla receptionist dell'albergo di Verona, dove hanno alloggiato i 2 cittadini cinesi colpiti appunto da coronavirus e ricoverati allo Spallanzani di Roma. Le fonti sono quelle dell'azienda ospedaliera della città scaligera, quindi ufficiali. La donna era stata ricoverata al Policlinico Universitario di Borgo Roma. Anche questa seconda paziente, come l'ha detta alle pulizie, è poi risultata affetta da una semplice influenza, anche se è entrata in contatto con la coppia di turisti, e per questo si era presentata al pronto soccorso con una storia clinica ed epidemiologica definita suggestiva per un nuovo caso, quindi sembrava appunto che i sintomi ci fossero. E a proposito di coronavirus, partono i controlli per il rilievo della temperatura corporea sui passeggeri in arrivo a Venezia, Treviso e Verona con voli internazionali. In queste ore sono stati attivati i controlli a Venezia e Verona, mentre per il Canova di San Giuseppe bisognerà attendere la giornata di domani. Il coordinamento delle operazioni fa capo a USMAF, l'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, che sta reclutando il personale volontario anche dalla regione e fornisce i termometri laser per la misurazione. Qualora la temperatura corporea fosse uguale o superiore ai 37,5 gradi, al passeggero verrà chiesto se nei 14 giorni precedenti abbia visitato la Cina. In caso affermativo si procederà ad aprire un canale sanitario con la supervisione di un medico. Gli scali veneti si stanno anche dotando di mascherine. Tutti i dipendenti degli aeroporti veneti sono stati formati sulle nuove procedure attivate. E sempre parlando di coronavirus, andiamo a Padova, perché molti cittadini cinesi rientrati in Italia in questi giorni stanno scegliendo l'autoisolamento in totale autonomia, senza nessuna richiesta o imposizione. Sentiamo la testimonianza di una ristoratrice che non esce di casa dal 28 gennaio. Per bene del mio paese, per bene di mia famiglia, anche per bene dei miei amici e tutti gli amici, anche da tutti gli amici italiani, anche tutti italiani, giusto, perché io come se fosse una persona adottata da Italia, ormai sono da 36 anni in Italia e quindi voglio bene anche questo paese. A Padova, Wu Yongxi è tornata il 28 gennaio via Shanghai, Roma e Venezia, pochi giorni prima che l'Italia chiudesse i collegamenti con la Cina. Da quel momento, per sua scelta, vive in una casa a pochi passi dal suo ristorante cinese di Ponte Vigo d'Arzere, autoisolata. Le manca il marito, le mancano i 3 figli, ma l'Italia è il suo paese d'adozione e questa è una scelta responsabile che, come lei, stanno facendo tanti cinesi. Sta facendo mia cognata e anche i suoi amici di mia cognata, che loro sono tornati 2 giorni prima di me e sono andata a casa di sua amica e sono in 3 e stanno insieme in 3. Loro stanno finendo adesso fra poco. Poi c'è anche una mia amica della scuola del canto, anche lei è tornata da Cina e da sola. Poi anche ho un'altra sorella a Trieste e aiuta l'associazione cinese di isolare tutti i cinesi appena tornati dalla Cina a Trieste. In casa si alza tardi, fa ginnastica, poi pranza, si aggiorna con le chat cinesi sull'evoluzione dell'epidemia e lavora da casa per aiutare la Cina. Questi giorni sto cercando le mascherine e quella tutta da laboratorio, no? Quella usa e getta per lo Stato cinese. Sto aiutando allo Stato a raccogliere, perché ormai non ci sono più le mascherine in giro, capito? Nessun sintomo per ora. Sto come forte come un leone. Sto bene perché riposo bene, tranquilla, in pace, capito? Quando ho riposato bene, senza nessun disturbare, quando ti svegli stai bene. L'isolamento finirà martedì, intanto la psicosi sta svuotando anche il suo ristorante cinese, racconta. Nello storico locale di via Marsale, in segno di solidarietà, pranzerà la prossima settimana l'intera giunta comunale di Padova. Continua la paura, ma anche la solidarietà.
E ora torniamo sulle parole del fotografo Oliviero Toscani durante una trasmissione radiofonica a proposito del crollo del ponte Morandi di Genova. Ma chi interessa che caschi un ponte? Smettiamola, aveva detto durante il dibattito, suscitando naturalmente un vespaio. Affermazioni dalle quali aveva immediatamente preso le distanze Alessandro Benettone. Ebbene, nel pomeriggio è arrivata una nota ufficiale in cui si legge che il Benetton Group, con il suo presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del ponte Morandi, prende atto dell'impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo. Luciano Benetton e tutta l'azienda, prosegue il comunicato, rinnovano la loro sincera vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa tremenda tragedia. Ad aprire ufficialmente l'anno del volontariato, che vede Padova, capitale europea, sarà il Presidente della Repubblica, Mattarella, atteso in fiera per domani mattina, venerdì 7 febbraio. Sentiamo come sta andando la vigilia. Ultime ore di preparativi e la cittadella della fiera si presenterà blindata quando il Presidente della Repubblica dichiarerà ufficialmente aperte le celebrazioni. Da quel momento Padova sarà davvero la capitale europea del volontariato per il 2020. Il padiglione 8 della fiera ospiterà oltre 4.000 persone e sarà blindato fin dal mattino presto in attesa dell'arrivo di Sergio Mattarella. Abbiamo fatto l'invito al Presidente e il Presidente ha accettato. Credo che sia un'attenzione non solo per la nostra città, il nostro territorio, la nostra regione, ma una grande attenzione appunto per tutte le iniziative solidali del nostro Paese. La cerimonia prenderà il via alle 10, ma l'afflusso di gente inizierà ben prima, visto che tutti gli invitati dovranno attraversare i metal detector predisposti all'ingresso, 6 varchi elettronici, ognuno dei quali accoglierà 600 persone all'ora. Mattarella, prima di entrare in sala, saluterà in un'area riservata gli organizzatori dell'evento. Lo ringrazierò e il mio piccolo intervento sarà un intervento di disponibilità, di impegno, cioè da partire dal volontariato facciamo proprio le parole del Presidente, ricuciamo il Paese. L'arrivo del Presidente Mattarella dovrebbe avvenire a cerimonia iniziata, mentre non è stato comunicato ufficialmente se ci sarà anche un suo intervento dal palco. Come sempre in queste occasioni non si sa mai se il Presidente interviene o meno. Ci piacerebbe che intervenisse, credo che interverrà. Nelle prossime settimane il volontariato sarà sotto i riflettori nazionali e i protagonisti sono pronti a cogliere l'opportunità. Per una volta ogni tanto il nostro mondo è diciamo un po' davanti a tutti gli altri fatti di cronaca. Credo che sia un fatto rilevante. Preferirei da domani in poi che iniziassimo a raccontare qualche storia interessante più che sentire me che parlo. La cerimonia di apertura in pratica durerà 3 giorni con spettacoli, dibattiti e incontri fino a domenica sera e da venerdì a domenica musei civici aperti a tutti i volontari d'Italia. Ora un piccolo break, rimanete con noi. La vita. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, riprendiamo dalla politica. Il Movimento 5 Stelle ha trovato il candidato alle regionali, anzi no, i pentastellati non rispondono ma parlano di fake news, niente di certo fino al 10 febbraio. I 5 Stelle hanno già scelto il candidato alle regionali, la notizia rimbalzata su un quotidiano locale viene smentita dai vertici veneti pentastellati. Il nome è quello dell'ex senatore Enrico Cappelletti, padovano 52enne, ma al momento non è nemmeno certo che si sia autocandidato. Il Movimento 5 Stelle infatti attende il 10 febbraio, data in cui si chiuderà la possibilità di autocandidarsi alle regionali. Dunque non è chiaro quanti siano i candidati da scegliere con il voto online attraverso la piattaforma Rousseau o se ci sia convergenza in un solo nome. L'unica cosa certa è la volontà dei pentastellati di correre da soli o con l'eventuale appoggio di una lista civica, ma di sicuro di non partecipare alla grande coalizione di centrosinistra che si sta formando. Il 10 febbraio sarà dunque un giorno carico di appuntamenti a Padova che delineeranno il futuro della campagna elettorale in vista delle regionali di maggio. Lunedì sera in città alle 18:30 al Gran Teatro Geox arriverà il leader leghista Matteo Salvini per la prima tappa veneta a sostegno di Luca Zaia. Con lui il governatore e l'ex ministro Lorenzo Fontana.
Fontana. In contemporanea, sempre a Padova, il popolo delle sardine scenderà in piazza nel quartiere Portello per sfidare il Carroccio. In tarda serata, sempre lunedì e sempre a Padova, è attesa anche la direzione del Partito Democratico, chiamata a decidere definitivamente il nome del candidato alla presidenza delle regione, anche se non viene esclusa nemmeno la strada delle primarie, che vedrebbe contrapposto il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni di Coalizione Civica ed esponenti del partito come l'attuale capogruppo PD in regione Stefano Fracasso o i sindaci di Rovigo e Belluno Edoardo Gaffeo e Jacopo Massaro. E proprio da Padova, in vista delle elezioni regionali, arriva una nota congiunta diffusa dai sindaci civici delle principali città del Veneto, Sergio Giordani per Padova, Edoardo Gaffeo per Rovigo, Jacopo Massaro per Belluno. Nella nota i tre sindaci esprimono un plauso alle riflessioni giunte dall'ultima direzione regionale del Partito Democratico di reale apertura verso movimenti, mondi civici e tutte quelle cose buone che si muovono dentro a tanti piani diversi della società veneta. Scrivono: non vogliamo in nessun modo forzare processi che sappiamo essere complicati, ma invitiamo al tempo stesso tutti a valutare come un'opportunità e non come un rischio la disponibilità giunta dal mondo civico, chiaro riferimento alla candidatura di cui si discute da tempo del vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni. Fisco Day, protesta questa mattina a Mestre e Marghera dei dipendenti di Agenzia delle Entrate e Dogane. Vogliamo risposte, annunciano i sindacati. La mancata assunzione di personale, che è l'argomento principale, alla mancata erogazione del salario accessorio, alle condizioni di lavoro che in questo momento stanno diventando insopportabili, dal momento che la carenza di personale è stimata intorno al 30-35%, per cui le attività non riescono ad essere garantite. Noi siamo molti in meno rispetto agli altri anni, siamo in costante decremento di personale in quanto con quota 100, così come per anzianità, e per forza di cose andiamo via e non ci sono sostituzioni. I dipendenti dell'Agenzia delle Entrate insieme ai rappresentanti sindacali tornano a far sentire la loro voce con un presidio davanti alla direzione regionale di Marghera. Vediamo un abbandono da parte della dirigenza del singolo funzionario, dove viene delegato ormai per fare qualsiasi attività e quindi responsabilizzando i vertici. Questo assolutamente non è comprensibile, per questo noi siamo ormai da mesi in uno stato di agitazione perenne e le risposte non ci sono. Non ci sono soluzioni perché il governo è sordo alle richieste del tutto legittime che vengono avanzate dalle organizzazioni sindacali in ordine a valorizzazione di questo personale, investimenti, pagamento del salario del 2018 e parlo del salario di produttività, a fronte di una richiesta fortissima di un ulteriore recupero dell'evasione fiscale. Quindi da un lato si chiede un aumento di produttività, dall'altro non si pagano i lavoratori, non li si mette nelle condizioni di lavorare al meglio. Qui nel Veneto abbiamo un problema sul problema. Il problema sul problema è legato al fatto che tutta la dirigenza applica ancora in maniera più restrittiva qualsiasi circolare che attiene alla sfera della gestione del personale, dimostrando quindi anche poca vedutezza, perché poi alla fine di questo personale, ovvero delle tue maestranze, hai necessità per raggiungere gli obiettivi. Quindi una miopia totale. Se anche questa volta non saranno ascoltati, i sindacati passeranno ad un'azione più forte. Ma i dipendenti delle entrate non sono stati gli unici a protestare. In mattinata è stato organizzato un presidio per le stesse motivazioni anche dai lavoratori dell'Agenzia delle Dogane. Questa sera, dopo i nostri telegiornali a 20:10, si parlerà di Terraglio Est e non solo, di viabilità in generale della Marca Trevigiana e del Veneto. In studio Riccardo Barbisan della Lega e Stefano Pelloni del Partito Democratico. Alle 21:15, come ogni giovedì, torna in prima serata la Zanzega, invece, che ci porterà questa sera alla scoperta delle bellezze di Padova. Partiamo direzione città di Padova. Bella Padova, sai che io ho studiato a Padova, anche tu? No, io no, Bologna. Ah, laureato col 110, vero? Sì, a Bologna. Però. Bravo. Allora, in questa giornata con un po' di foschia raggiungeremo Prato della Valle, in cui ci aspetterà Silvia Gorgi per aiutarci a visitare la meravigliosa città. La 10ª puntata della Zanzega porterà Ivo Gallo e Lele Marcassa e noi con loro alla scoperta delle bellezze storico-naturali di Padova. Si inizierà da Prato della Valle, la seconda piazza più grande d'Europa, per poi raggiungere il centro storico della città del Santo. Accanto ai due conduttori ci sarà la giornalista Silvia Gorgi, che li condurrà tra le meraviglie architettoniche che hanno reso famosa Padova in tutto il mondo. E allora ecco la Basilica del Santo e la salita alla cupola dell'Angelo e poi i tesori custoditi nella Cappella degli Scrovegni e ancora
Verona, le antiche stanze dell'università con il teatro anatomico risalente al 1600 e la cattedra da dove insegnò Galileo Galilei. Il viaggio proseguirà nel salone del Palazzo della Ragione, ma non solo storia, Padova è anche scienza, e così ecco aprirsi le porte del centro di ricerca del CERN sulla fusione nucleare. Passo dopo passo, navigando anche nelle acque del Naviglio, la Zanzega entrerà nelle tipiche osterie per degustare i piatti della tradizione in luoghi misteriosi tra musica e tanti sorrisi. È tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione sul nostro territorio, bel tempo dunque, ma attenzione alle gelate notturne. Il dettaglio di venerdì 7 febbraio. Sul Veneto ampio soleggiamento dappertutto, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo velato. Attenzione solamente a locali foschie mattutine, ma poi in rapido dissolvimento. Uno sguardo alle temperature, minime sotto zero o intorno a 0 gradi quasi dappertutto, massime invece tra 7 e 10 gradi. Bel tempo anche sul Friuli, Venezia e Giulia, con tanto sole su tutti i settori e cielo sgombro da nubi. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime invece tra 7 e 9 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui il sole sarà prevalente con cielo sereno, vedete, su tutti i settori. Temperature minime fino a meno 5 gradi, massime invece tra 6 e 10 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.